Riguarda, dicevo, la commercializzazione e la promozione, che sono, come ben sapete, i due pilastri del turismo: fare la promozione, commercializzare il proprio prodotto. Tra l'altro qui l'esperienza che abbiamo, che è stata avviata a Chioggia, è un segno anche di maturità delle associazioni che hanno voluto costituire l'OGD, e che quindi attraverso la costituzione dell'OGD si è potuto anche rispondere a una delle esigenze primarie di una località balneare, che è quella del punto informativo, quindi dell'accoglienza e dell'ospitalità. Quindi fortunatamente ci sono state delle associazioni che hanno voluto spendersi per realizzare questo strumento, che è assolutamente indispensabile per una località turistica. Non può esserci una località turistica senza un punto informativo. Quindi avremmo fatto ridere i polli, diciamo, se ci presentavamo a questa scadenza in questa stagione con l'inizio. E dall'altra parte la commercializzazione, dove anche qui abbiamo il presidente del consorzio, altro aspetto estremamente importante, tra l'altro che risponde ai requisiti previsti dalla legge regionale, che deve svolgere un altro ruolo altrettanto importante, che è quello della commercializzazione. Quindi concludo dicendo che ringrazio davvero tanto per aver aderito, e anche tutte le imprese. Il tema, appunto, quello della formazione, della consulenza che verrà data anche alle aziende, del fatto di stare assieme, questo è un altro aspetto estremamente significativo, il fatto che bisogna sempre più stare assieme, fare gruppo, perché solo se si sta assieme si riescono a raggiungere degli obiettivi che singolarmente le aziende difficilmente riescono a fare. Singolarmente difficilmente le aziende riescono a fare la formazione in proprio, difficilmente le aziende da sole possono fare promozione, impossibile fare la commercializzazione. Quindi attraverso gli strumenti che ci sono, che sono stati qui realizzati a Chioggia, attraverso questi progetti che appunto permettono di acculturare sempre di più sui temi che riguardano ovviamente chi fa impresa, io credo che anche questo sia un ulteriore passo significativo che si fa qui nella continuità, e questo è un dato che io voglio ancora una volta sottolineare come uno degli aspetti positivi, e cioè che le imprese di Chioggia partecipano ai progetti dove è prevista una parte importante di formazione. Vuol dire che vogliono imparare, vogliono conoscere, vogliono sapere. Vabbè, questo è l'unico modo per affrontare le sfide. Vabbè.